Finisce in procura a Treviso il caso della tragica intossicazione alla residenza Pagani di Oderzo. L'ULSS 9 ha consegnato ai magistrati la prima relazione sui fatti cominciati nella notte fra il 6 e il 7 febbraio, quando 44 dei 58 ospiti della struttura accusarono un attacco acuto di gastroenterite, risultata poi fatale l'8 febbraio al 66enne Ernesto Brunello di Carbonera e al 79enne Mario Modanese Bellomo di Meduna di Livenza. Nel frattempo proseguono gli accertamenti della commissione d'inchiesta voluta dalla Regione, che ha fatto il punto della situazione nel centro di Via Luzzatti. Già per lunedì avremo tutta l'indagine chiusa, poi la trasferiremo alla magistratura per la sua competenza, vorremmo capire cosa è successo e poi ricercare anche se ci sono delle persone che sono responsabili di questi fatti. Sotto accusa il pranzo o la cena di martedì della scorsa settimana, non tanto nella fase di cottura, dato che gli stessi pasti sono stati forniti anche agli ospedali e alle scuole senza alcuna conseguenza, quanto durante lo scodellamento nel padiglione 9. L'ipotesi più accreditata, dunque, è che la contaminazione batterica sia avvenuta a ridosso o all'interno della sala da pranzo. Sostanze tossiche anche prodotte per esempio da alcuni batteri che si celano all'interno del cibo o che sono all'interno di alcune situazioni distributive del cibo. Già Opera Pia, istituita per servire un'area a cavallo fra il Trevigiano e il Pordenonese, l'ospizio accoglie anziani affetti da patologie psichiatriche. Non posso che rassicurare i parenti di tutti gli altri ospiti, diciamo che è un caso eccezionale e circoscritto appunto a un padiglione.